La 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 la. La 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 la. Pronto? Pronto? È GG? Sì, sì. Sì, sono io. È la prima G o la seconda G? Dunque, in questo momento sono ambedue G, però diciamo che c'è quella un pochino più seria perché insomma, ovviamente essendo un'intervista spero di non essere troppo diciamo, scherzoso e quindi di andare subito al dunque. Già in questo momento già sei registrato, eh? Io... ok, allora saluto diciamo, tutti gli ascoltatori. Di Trashcap. Grazie. Il blog si chiama Trashcap, quindi se saluti Trashcap. Come non ho capito? Trashcap, il blog. Ok, perfetto, allora poi andrò subito a vedere. Comunque, niente. Allora, vabbè, via mail già ci hai parlato un po' della tua musica e tutto, però non abbiamo detto qual è la canzone tua che preferisci. La mia che preferisco, io diciamo, sempre scherzando, però ho una parte mia un pochino più seriosa, una parte più scherzosa. Diciamo che la parte mia più seria, quella più profonda, per cui preferisco una delle canzoni un po' più serie che è Una lacrima. E invece i nostri lettori sono rimasti, e adesso ti giungo a svelare il motivo che ci ha portato a contattarti, i nostri lettori sono rimasti colpiti da Pallone Marcio. Pallone Marcio che ha vinto la nostra competizione. Ok. Infatti, come nasce? Sì, Pallone Marcio è una canzone che non è cantata da me. Non so sì, è di Karin Capuano, infatti. Dal famoso Karim che era il cronista, no? Sì, sappiamo tutto. Infatti, io però la canzone diciamo è mia, l'ho scritta io. Il testo o anche la musica? Ti dico un po' la storia, diciamo che sì. Come composizione mi hanno aiutato due autori, sono Roberto Russo e Gianfranco Cirillo, però diciamo, l'idea del brano come testo è anche parte della musica è diciamo, soprattutto mia, e quindi io ho scritto questa canzone nel lontano 97, non so se questa ora, diciamo che avrei dovuto pubblicare nel 2005 circa, solamente che in quel momento non ero pronto, purtroppo, devo dire la verità, non mi sentivo pronto a livello proprio... Quindi Pallone Marcio non è relativa allo scandalo di Calciopoli come si pensava? Perché è antecedente. Quella è stata diciamo, la motivazione per pubblicare il brano. In effetti è stato un po' il motivo che ci ha fatto pubblicare il brano. Ho detto, visto che c'è stato questo scandalo di Calciopoli, facciamo uscire in questo momento perché vuol dire, il brano dovrebbe essere adatto per drammatizzare un po'. E infatti c'era Karin Capuano che... Ecco, questo, come sei arrivato a Karin Capuano? Perché questo è stato il singolo di debutto di Karin Capuano. Sì, in effetti sì, io sono semplicemente l'autore, nel senso che gli altri hanno dei contatti con il discografico, più forti dei miei, no? E quindi loro mi hanno proposto, guarda, noi conosciamo un Karin, siccome in effetti io ancora non ero appunto pronto per uscire, ancora non ero cresciuto artisticamente, diciamo, tra virgolette. Allora io ho accettato, non ho detto per Karin, che potrebbe cantare lui, e poi una volta che il brano viene lanciato, lui diventerà famoso, cioè poi, vabbè, insomma, alla fine il brano insomma è abbastanza conosciuto questo. Sì. Appunto mi hanno detto, lo facciamo cantare a lui che è già famoso, e in modo tale che possa servire anche a me per sfondare poi in futuro. Insomma. A te ha soddisfatto l'interpretazione di Karim? L'interpretazione di Karim diciamo sì, è comunque abbastanza fedele a quello che avevo fatto io, quindi comunque è buono. Quello che un po' noi ci chiedevamo era il fatto che una canzone che alla fine è un invito al tifo sano, alla non violenza, quindi al tifo sano, affidata a Karin Capuano, che ha avuto invece precedenti con la legge. Dei problemi con la legge. Diciamo, guarda, io per questa cosa non ti vorrei dire veramente quello che penso, anche se si potrebbe capire, perché in effetti, ripeto, io purtroppo non vorrei sollevare delle polemiche, però sai, essendo un rapper potrei tendere a sollevarle, nel senso che io
non ho scelto Karim come cantante, no? Io solamente ho detto, va bene, facciamolo cantare a Karim, perfetto, però lui come personaggio, io anche facendo un sondaggio tra le persone che lo conoscevano, non è che traspare una grande simpatia, forse non so se era il caso di farlo cantare a lui in effetti, quindi sì. Io ti posso dire che purtroppo è andata così e io non farei mai non farei mai delle cose contro la legge, però purtroppo lui ci è cascato e quindi spero... Quindi è stata la casa discografica che ha deciso di farla cantare a Karim? Diciamo di sì, purtroppo è stato, però chiaramente io vorrei rimanere nella mia, come autore? Vorrei pensare, sì, come autore, non vorrei essere troppo invadente, nel senso loro... Ok, allora parliamo della canzone in sé. Un paio di versi ci vorremmo far spiegare. Allora, uno che dice fare la 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 può capitare anche a chi studia, oppure chi ha il diploma o la laurea in architettura. Sì. In architettura perché? Guarda, in architettura diciamo che mi piaceva la parola architettura, secondo me ci stava bene metricamente, proprio come un fatto metrico. Ah, ok. E poi c'è un piccolo aneddotino che tutti 2 secondi poi ti dico, io suonavo in un gruppo in quel tempo quando scrissi la canzone, Sì. il batterista era laureato, si sa, per laureare proprio in architettura, e siccome io diciamo che eravamo un po' come si dice, ogni tanto si scontravamo, no? Sì. Però era sempre a livello comico, scherzoso. Allora io ho voluto dare un po' questa cosa, mi metto anche l'architettura, così mi rivolgo un po' anche a questo grande batterista con il quale ogni tanto diciamo qualche diverso simpatico così. E un altro verso sul ritornello è chi non ballerà di certo non saprà che. E quindi qui lasci al lettore l'interpretazione di cosa al lettore, all'ascoltatore di cosa non si saprà. È vero, chi non ballerà di certo non saprà che. Io in realtà quella canzone aveva un seguito, io che poi ho tolto, perché la frase che io ho tolto, adesso ti darò questa notizia, spero che interesserà insomma al pubblico, anche te. Sì, noi siamo pendiamo tutti dalle tue labbra. Grandissima, ovviamente scrivevo, di certo non saprà che io all'inizio scrivevo, io non sono ancora pronto di affrontare tutto il mondo, chissà se un giorno crescerò. Queste erano le parole che io però ho tolto perché in effetti erano un po' troppo personali e poi forse erano delle parole un po' troppo che fanno pensare, no? Quando io dico forse un giorno crescerò. E allora abbiamo fermato la frase in quel modo. Allora, ti do un'ultima comunicazione, noi il nostro blog è una competizione, abbiamo anche una sigla, fino all'anno scorso era Gli occhi di Alessia Merz di Alberto Donatelli, a partire dall'anno prossimo la nostra sigla sarà Stare con la gente sempre. Grandissimo, grazie. Nel senso che mi fai un omaggio in questo modo, vuol dire che comunque mi hai ascoltato. È molto divertente, no? Voglio dire, secondo me insomma, il fatto che sia arrivata come stai dicendo tu, perché vuol dire che tu l'hai scelta, vuol dire che è arrivata, no? Il senso, il messaggio, quindi a me fa molto piacere. A te dà fastidio se ti definiscono trash? O è un genere di musica come un altro? Non ho capito, Andrea. L'etichetta di trash la vedi completamente negativa? No, posso dire, se quello che appare, no? Se il commento che potrebbe dare la gente guardandomi magari, no? Oppure sentendo la mia canzone potrebbe essere quella di trash, per me va bene, insomma, è la gente che decide il pubblico, quindi per me va benissimo. Anzi, vuol dire, trash poi rimanere anche di moda, no? Ultimamente certo. Che va di moda questa parola, quindi per me va benissimo come... Anzi, trash, io spacchiamo tutto sempre molto trash, io non sono un tenista, però faccio smash e questo è un freestyle per Andrea, per tutti voi, siamo qua, yeah. Ah, grandissimo, grazie. Un freestyle, quindi... Sì, era proprio quello che cercavo. Quindi... Ok, ti ho fatto 2 rimette avanti, sì. Dai, speriamo che sono uscite dal cuore e quindi adesso con onore ti faccio un saluto perché io sono un signore, anzi tu più di me, perché hai ascoltato me e sempre di più. Buon Natale se ci siete, l'importante è andare sempre grandi yo in freestyle. Yo.
spacca tutto. Grazie Gigi. Ok. Senti, spero che la nostra collaborazione continui. Ok, sì. Complimenti per la tua diciamo, rubrica, no? Per il tuo blog. Complimenti a te. Mi raccomando ragazzi, non spaccate tutto.